penultima giornata della stagione regolare, che in realtà per Treviso è l'ultima, perché nella prossima avrebbe dovuto affrontare Roma. In posta lascia il quarto di campo all'1 contro 1 di Cepel. Certo, quando sfidi Logan e sei Cepel dovresti magari portarlo spalla a canestro. Dopo l'errore di Stone, Tonut sul blocco di Watt accelera, semina Verzari, ma trova la chiusura di Mecovulu che lo inchioda. Sua palla però buttata via da De Nicolao, contropiede per Treviso. Logan vede benissimo il taglio di Achele e gli permette di firmare meno. Questa volta il duello è con Vildera, altro ex di questa partita, le giovanili alla Reia, proprio insieme ad Achele. Ecco, dicevamo, quando Watt riceve in quella posizione, poi all'ultimo viene stoppato da Mecovulu, ritrova il pallone, chiama la palla disperatamente Austin Day che è solo e la sfrutta. Tripla! Achele vede Lockett lanciato in contropiede, ma Lockett sbaglia il layup. Achele ancora una volta è il primo ad arrivare. Certo che lui la partita contro la squadra che l'ha cresciuto la sente. Recupera il pallone Tonut, un incubo per l'attacco della De Longhi. Watt poi batte facile Mecovulu. Il recupero di Chillo, Lockett prova ad accelerare, salva il possesso, bella idea di Logan che premia la posizione di Chillo. Si è svegliata la De Longhi e io credo che fosse il massimo che potesse chiedere Menetti. Tripla di Mazzola a bersaglio e la sesta che ha anticipato, altra palla persa. Venezia è tornata a mordere, Treviso è travolta. La tripla di Logan finalmente a bersaglio.